Forte dei Marmi e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi e un cuore grosso, è rosso-blu. Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, sesta giornata del massimo campionato di hockey su pista al Palahockey di Forte dei Marmi. Si affrontano B&B Service Hockey Forte dei Marmi, Hockey Breganze. Partita importante, Forte dei Marmi attualmente quarta posizione con 10 punti, il Breganze in compagnia del Follonica 11 punti. Inseguono il Lodi capolista. Dunque una partita importantissima per decidere quella che è la gerarchia del campionato dopo queste 6 giornate. Gli arbitri sono Galoppi e Parolin, Minonne al banco dei cronometristi. Le formazioni: il Breganze arriva in terra di Versilia con i due portieri Sgaria e Mabilia, poi Capitan Cocco, Dal Santo Muglia, Mitians, Texido, Della Valle, Martinez e Guido Sgaria. Il Forte Marmi risponde Cognata e Bertozzi, Burgaia, Ambrosio, Gabriel Ambrosio, giovane cresciuto nelle file del Forte dei Marmi che niente ha a che fare con il campione d'Europa Federico. Poi abbiamo Casas, Cinquini, Platero, Mattugini, Maremmani, Bertozzi. Gli allenatori sono il signor Mir per quanto riguarda il Breganze, Gigio Bresciani, Forte Marmino Doc per la formazione di casa, gli arbitri Galoppi e Parolin abbiamo detto. Da segnalare l'assenza ancora di Motaran che, se per quanto migliorato nell'infortunio che ha subito all'inizio stagione, avrà ancora diverse giornate da soffrire in tribuna. Giulio, partita importante, un solo punto fra le due squadre, 23 reti fatte per ambedue le squadre, la differenza la fa di difesa dove il Forte dei Marmi ha subito 6 gol in meno. Sì, è una partita importante perché in caso di vittoria il Forte dei Marmi sorpasserebbe i diretti rivali, e è una partita importante perché la prima di 3 in casa, anche se quella di sabato di Eurolega sarà sul neutro di Correggio contro il Liceo, e poi ci sarà il Lodi, quindi sono 3 partite fondamentali, diciamo, per questa fase della stagione del Forte dei Marmi. Un Breganze che aveva iniziato con 2 pareggi, poi ha inanellato 3 vittorie pesanti, non grandi goleade ma punti pesanti come detto in queste 3 partite che l'hanno portato a ridosso praticamente della formazione lodigiana. Staremo a vedere una partita in cui fuori classe non mancano né da una parte né dall'altra, ci sono anche vari ex di grande rilievo per tutti, Platero e Ambrosio, ma anche Gnata e altri. Bene, vediamo le formazioni che intanto giocano da 30 secondi con il Forte Marmi che va alla manovra. Il primo tentativo è stato del Breganze, passato al lato, non è arrivato il giocatore sul cui scarico era stato effettuato per il tentativo di deviazione. Intanto è Burgaia in avanti, dietro la porta, difesa da Sgaria, scusate, è Texido che va a cercare di controllarlo. Intanto c'è il filtrante a centro, ma il più veloce di tutti è il capitano. Attenzione, ancora il Forte Marmi che ci prova, niente da fare, ancora buona guardia del capitan Cocco. È la squadra rosso-blu che torna alla manovra con Platero, Burgaia, Ambrosio e Casas in pista con lui. Dall'altra parte abbiamo Texido, Mitians, poi abbiamo visto tanto il Forte dei Marmi che ci prova, il miracolo ancora del numero 14, se non vado errato, Mitians, che toglie la sfera dalla porta. Adesso è Martinez che porta avanti sfera, ma c'è l'attacco di Platero giudicato dal signor Galoppi falloso. Occasionissima rosso-blu, superato Sgaria, ma non superata la stecca dell'ottimo giocatore in rosso-nero. Primo fallo, Cocco in possesso di sfera, cerca un compagno, lo trova nel numero 21
Texidò, la sfera spazzata in avanti dal portiere, se ne impossessa comunque ancora Mitjans per i suoi, gira la sfera all'indietro, Capitan Cocco con il numero 29 ormai storico per Texidò, che si allarga, tenta il passaggio al centro, lo intercetta ma solo momentaneamente Platero, e ancora il tentativo dalla lunga distanza al limite dei 45 secondi, niente da fare, non arriva nella zona di Riccardo Gnata. Forte dei Marmi, BNB Service in avanti, si schiera in fase difensiva il Breganze. Partenza al Fulmicotone, dunque occasione per il rosso-blu, sventata dalla stecca del campione Bomber con 8 reti della formazione rossonera. Mitjans, ancora il Forte dei Marmi alla manovra, Burgaia al limite dell'area si gira, fa partire un tiro intercettato, sfera che finisce però sulla stecca del numero 14 Mitjans, che riporta in avanti la pallina per i suoi. Si distende il Breganze in profondità per Texidò, ancora all'indietro Cocco, attaccato all'angolo Mitjans, ancora all'indietro, e ancora lui che riceve il cerchio di centropista. Texidò, poi la lotta Martinez, riesce a servire un compagno e Texidò ancora però controllato, sfera a ritroso per Cocco che va al tiro, sfera che si impenna, finisce nei pressi della stecca di Martinez che la rigira all'indietro. Ancora Texidò, cerca il passaggio, intanto il tocco di Gnata consente di avere altri 45 secondi per il gioco. Poi la sfera recuperata dal Forte Marmi, se ne va Ambrosio, si allarga, al momento del tiro viene ostacolato, c'è il fallo di squadra fischiato dal signor Parolin, trattenuta la stecca da un avversario. Dunque 1-1 i falli di squadra, 0-0 il risultato quando sono passati 4 minuti e 30. Ancora il Forte dei Marmi con Platero dietro la porta di Sgaria, all'indietro per Casas, la botta, la parata, sfera che rimane lì, non può impossessarsene Ambrosio, che poi va a lottarla ancora Burgaia, passa dietro la porta ancora per Ambrosio, ci prova, piuttosto defilato, sfera che si impenna, la punizione per il Breganze, ma è un Forte dei Marmi decisamente pericoloso in questi primi 5 minuti, ha già fatto vedere il potenziale offensivo. Dall'altra parte il Breganze ci ha provato in un paio di occasioni, ma forse con meno convinzione. Mitjans in possesso di sfera, da questi a Martinez per Cocco, scambiano i due, sfera all'indietro, Texidò si allarga, controllato da Casas, scarica sul capitano Cocco, attaccato da Ambrosio, trattenuto Ambrosio, se ne va però Platero, supera l'avversario, poi in una qualche maniera Martinez riesce a sventare contropiede rossonero, Martinez in solitaria, prova sul palo lontano, fuori dallo specchio della porta, la sfera recuperata, Burgaia supera un avversario, non il secondo, mantiene però il possesso della pallina, all'angolo su di lui c'è Mitjans, la sfera è per Platero, all'indietro per Burgaia ancora, e ancora il numero 7 rosso-blu tenta un tiro deviato, sfera che si impenna, l'arbitro dice che non c'è fallo, si può proseguire. Intanto il Forte dei Marmi si schiera in fase difensiva, BNB Service schierata, la manovra per linee esterne al momento il Breganze. Martinez scappa alla guardia di un avversario, poi recupera sfera, la appoggia all'angolo sul compagno, ancora Martinez per Mitjans. Formazioni decisamente importanti questa sera, ancora per Texidò, poi intercetta tutto Burgaia che se ne va fra 3 maglie rossonere, temporeggia, attaccato ripetutamente, mantiene il possesso di sfera, la gira molto intelligentemente all'indietro dove c'è Casas che può manovrarla per lo stesso Burgaia. Intanto se ne sono andati 5 minuti, Giulio, formazioni che hanno saltato subito la zona dello studio, sono andati dritti in porta. Eh sì, perché subito il Forte dei Marmi ha avuto quella grossa occasione salvata, intanto una conclusione di Casas deviata sul fondo, poi c'è una punizione in favore del Breganze, dicevo sì, subito c'è stata la deviazione, il salvataggio sulla linea quasi di Mitjans, poi alcune occasioni del Breganze e poi il tiro da fuori di Casas, una partita fra due squadre che ovviamente tendono tutte e due, cercano tutte e due di ottenere l'intera posta, anche perché hanno due rose che non è che si fanno condizionare nel caso del Breganze dal fatto di giocare fuori casa. Pensavo proprio, giusto osservando i giocatori del Breganze, insomma praticamente sono tutti
in grado di finalizzare, no? Da Lucas Martinez, che ecco proprio lui che arriva in area, c'è una punizione per il Breganze. Ai vari Mitians, che come diceva il miglior realizzatore, Texido, che nella sua precedente esperienza a Breganze segnò molto, quindi è una formazione anche quella veneta con molte soluzioni offensive. Senza ombra di dubbio, intanto c'è la punizione, siamo praticamente 2 metri fuori dall'area di rigore, battuta Martinez in possesso di sfera, la gira all'indietro e poi attaccato stesso Martinez per Mitians, la gira ancora ulteriormente a ritroso, esce dalla zona buia, ma c'è Ambrosio che soffia a sfera, se la porta in avanti, va alla conclusione, stoppata dall'avversario, subentra Casas, la appoggia per Burgaia, dall'altra parte per Platero ancora, si allarga Platero, non ha la possibilità dello scarico, appoggia dunque in orizzontale per Burgaia, fascia destra per lui, cerca un compagno, appoggia poi dall'altra parte, ancora il Forte dei Marmi a manovrare, schierato con una buona difesa il Breganze, e Burgaia in possesso di sfera, in centro area intanto Cocco e Ambrosio, tutti e due compagni della nazionale in un tempo passato. Al centro per Ambrosio, la sfera è alta di un soffio, non arriva l'aggancio, siamo dall'altra parte, Martinez allarga ancora lui, cerca un alzo e schiaccia improbabile, la sfera recuperata da Platero che porta in avanti il rosso-blu. Ancora Platero cerca l'ingresso in area, ma Mitians con gran mestiere lo spinge fuori, la sfera è per il Forte dei Marmi, BNB Service alla manovra, schierata la fase difensiva degli uomini di Mir, dunque i veneti che devono difendere dall'attacco del Forte dei Marmi. Ambrosio in possesso di pallina, al centro il tiro, sfera che finisce fuori dallo specchio della porta, si distende il Breganze, viene in avanti con Cocco, dall'altra parte Mitians, il tiro di Mitians, la risposta dritto per dritto, intanto si lamenta Burgaia che era caduto addosso alla porta avversaria, facendo che doveva uscire, pronto Maremani a prendere il posto, c'è il time out chiesto dal Breganze. 0-0 risultato, 17-26 alla fine del primo tempo, 3 falli per il rosso-blu, un fallo per il Breganze, partita tutta da giocare. Sì, speriamo non sia nulla di grave per Burgaia, che è vero sta prendendo la via degli spogliatoi, fra l'altro no, meno male, ritorna indietro, però insomma credo che più che la botta contro la porta quando è finita a terra abbia risentito muscolarmente, anche peraltro prima della partita ho visto che non faceva lo stesso tipo di riscaldamento dei compagni perché ha appunto i problemi muscolari al ginocchio, anzi tendinei al ginocchio, e quindi speriamo che non abbia aggravato una situazione che non è ancora ottimale. Per quanto riguarda il primo tempo fino ad ora veramente spettacolare, gioco molto veloce da una parte e dall'altra, un bel hockey veramente, ripeto, due squadre che hanno grandi potenzialità e che quindi non si temono assolutamente, e vedremo. La difesa, certo, la difesa del Breganze è ben organizzata, del resto quando si hanno gli allenatori spagnoli e anche vari giocatori spagnoli nel proprio organico è difficile che le difese non funzionino bene. Comunque insomma vedremo. Il Forte dei Marmi ha già dimostrato comunque di essere in grado di mettere in difficoltà anche, soprattutto quando parte in velocità, la difesa ospite. Dal Santo intanto prende il posto di Capitan Cocco, dall'altra parte è entrato il nostro Giacomo Maremmani al posto dell'infortunato, speriamo poco importante, lo vediamo comunque in piedi che sta parlando con l'allenatore. Dicevamo Burgaia, adesso si lotta all'angolo e l'arbitro decide, il signor Parolin decide per l'ingaggio, era Maremmani e Dal Santo, dunque sfera a 2, Ambrosio e Dal Santo sulla sfera, la meglio Ambrosio che appoggia su Casas, per Ambrosio ancora dietro porta, poi c'è la stecca di Sgaria che va fuori dalla zona di pertinenza, ancora Casas, Ambrosio supera un avversario, poi cerca di metterla al centro, ancora un fallo con la stecca fuori area, la punizione già battuta, Maremmani in possesso di sfera, da questi a Platero, ancora per Casas, per Platero, cerca di farsi vedere a centro area il nostro Ambrosio, Casas deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento, avanza sulla fascia destra, il tiro, la deviazione, sfera che finisce sul retro della porta e dunque si riprenderà con l'ingaggio, chiedeva la punizione per sfera alta Casas, ma in realtà l'arbitro assegna l'ingaggio, dunque
pronti per la battuta. La sfera schizza lontana, la recupera comunque Casas, ancora lui attaccato da Martinez, appoggia per Platero. Platero fa fuori dal Santo, poi scivola e consente il rientro a Mitians. Lottano i due, alla meglio momentaneamente Mitians deve uscire dall'anticioccolo, bracca Platero, poi mette una sfera lunga ma c'è Ambrosio che la recupera, serve Maremmani che ci prova e para al portiere Sgaria, finisce a terra Maremmani, ma si continua a giocare. Texido, gran parata di Ignata, ha avuto un attimo, poi ha un gesto di stizza Mitians perché il signor Galoppi ha fischiato per consentire a Maremmani di rialzarsi. E dunque si riprenderà con la sfera sulla stecca dei rossoneri. 15:52 alla fine, 0-0 risultato. Partita importante per i fini della classifica, ma anche per mantenere alto il morale, perché veramente sono due squadre che possono puntare decisamente in alto. Tutto pronto, battuta dal Santo per Mitians, ancora lui cerca un compagno, lo trova in Martinez. Martinez appoggia Texido per Dal Santo, attaccato da Ambrosio, cerca di andarsene, Ambrosio porta via sfera ma commettendo il quarto fallo. A quota 1 il Breganza. Intanto il richiamo verbale ma non ufficiale a Casas, c'è la punizione in favore del Breganza. Il numero 53 Dal Santo alla battuta. Dal Santo, giocatore cresciuto nel vivaio, cura anche una delle giovanili del Breganze con grande soddisfazione personale, da quanto dice lui, giustamente, perché effettivamente quando riesci a fare tutto questo nella squadra di casa, tanto la sfera è alta, la recupera il Forte Marmi, se ne va Ambrosio in fascia destra, Ambrosio poi l'appoggia all'indietro per Maremmani che si allarga, carica il tiro Maremmani, la sfera è alta, la recupera Dal Santo, la rimposta su Martinez, se ne va, poi finisce a terra Casas, l'arbitro dice si può proseguire, Martinez al tiro, passa fuori dallo specchio della porta, la pallina è lottata alla balaustra e l'arbitro decide per il fallo del Forte di a favore del Forte dei Marmi. E partita che si sta inspigolendo, diciamo così, e che insomma ci sono visti qualche fallo in più in quest'ultimo 5 minuti. Eh sì, ci sono più contatti negli ultimi minuti, anche perché chiaramente il Breganze deve cercare di bloccare le iniziative del Forte Marmi. Se si gioca molto in velocità è chiaro che i contatti ce ne sono di più. Intanto due ex compagni di squadra entrano nello stesso momento, è entrato Cinquini nelle file del Forte Marmi e Muglia nelle file del Breganze. Muglia ex centro giovani calciatori, quest'anno è passato proprio nella formazione veneta, mentre Cinquini è già qualche anno a Forte Marmi. Ambedue sono nati hockeyisticamente parlando e hanno anche ottenuto i primi risultati, le prime vittorie a livello giovanile proprio con la maglia del centro giovani. È una partita in cui lo 0-0 rispecchia bene quello che c'è stato finora in pista, nel senso che c'è stato un grande equilibrio e comunque non è uno 0-0 che annoia, anzi tutt'altro, il ritmo è sempre molto sostenuto. Poi ripeto, l'hockey è uno sport in cui anche se le due squadre si equivalgono, alle volte basta un'invenzione e di giocatori che possono inventare, qui ce ne sono tanti, per cambiare le carte in tavola da un momento all'altro. Intanto dunque Platero, l'appoggio sarà presumibilmente, ed è così, su Cinquini che gira dall'altra parte per Maremmani. Maremmani che avanza in fascia sinistra, scarica all'indietro per Cinquini, ricordo Cinquini autore di 4 reti in queste prime 6 giornate, la sfera però è persa, attenzione Dal Santo che se ne va, cerca di superare l'avversario, non gli riesce, grande Maremmani al momento del tiro a portargli via sfera, rimane comunque sulla stecca del Breganze che può rimpostare l'azione. Adesso è Muglia, intanto finisce a terra, se non vado errato dovrebbe essere Texido. L'arbitro ha fischiato uno scontro con Platero, cercano di chiarirsi due, Galoppi va a richiamarli, no, in realtà è Martinez, non Texido, dovrebbero dipingergli i capelli di un altro colore, però è che
sono praticamente identici da quassù. La sfera per Dal Santo, il tiro di Dal Santo, la parata importante di Ignata sul tiro da fuori, la sfera per Platero, si distende il Forte dei Marmi, Platero si allarga, poi controllato, scarica su Cinquini, Cinquini rimbalzo maligno, è per Muglia, Muglia allarga, ma la sfera è ancora del Forte dei Marmi, Platero se ne va in profondità, Casas dall'altra parte, troppo avanti Maremmani. Bella azione, era un mezzo metro più avanti Maremmani, non è riuscito all'impatto. Attenzione, Mitjans va alla conclusione smorzata, poi spazza l'area il portiere Ignata. La sfera schizza lontana, la recupera Dal Santo, rimposta per i suoi. 13:31, grande occasione del Breganze poc'anzi. Adesso è Martinez, su di lui va Platero. Martinez ancora, cambia per Muglia. Da questi a Martinez, Mitjans tenta il tiro, la deviazione dritto per dritto, la sfera è per Casas, da Platero a Casas ancora, ci prova e c'è in una qualche maniera la fase difensiva del Breganze. Aveva provato nuovamente il passaggio a Platero che si era posizionato sul palo lontano, intanto la pallina è del Forte dei Marmi. 40 secondi da giocare per il rosso-blu, ancora Cinquini per Platero, facendo Gigio Bresciani di entrare là dentro, ci prova adesso Maremmani, attaccato, scarica su Platero, in area Platero, tenta il tiro, niente da fare, spazza in una qualche maniera l'area, poi la spara fuori dal rettangolo di gioco Dal Santo, di fatto riconsegnando sfera e 45 secondi al Forte dei Marmi, ma bisogna dire che la difesa rossonera è decisamente ben abbottonata. Ancora Platero in possesso di sfera, cerca un compagno, si allarga, c'è un blocco in difesa, la punizione in favore del Forte dei Marmi, salgono a 2 i falli per il Breganze, a quota 4 il Forte dei Marmi. Adesso è Maremmani che si posiziona dietro la porta avversaria, tanto la pallina è ancora per il rossoblu, siamo praticamente alla balaustra alla sinistra della formazione del Forte dei Marmi. BNB Service, vediamo Casas e Platero, per Casas, per Platero, il tiro di Platero, la alza un filo di troppo, cercava il 7, niente da fare, torna in avanti Mitjans per i suoi, allarga per Muglia, attaccato Muglia, poi il passaggio che doveva rilanciare Maremmani è però intercettato da un avversario, adesso prova ad andare via in una qualche maniera, si tuffa Martinez, la recupera Casas, si ferma circondato per Cinquini, il tiro di Cinquini, il miracolo di Sgaria. Insomma, portieri sugli scudi in queste frangente. 11:55, 0-0, grazie prima a Ignata su conclusione da fuori, adesso a Sgaria sul tiro di Cinquini. Ancora Martinez per Mitjans, Martinez ancora, fascia destra per lui, si ferma, cerca un compagno, Martinez allarga per Mitjans, vero motore della formazione per Martinez, il tiro però è fermato da Maremmani che se ne va in fascia sinistra, poi si ferma, va alla conclusione, la deviazione, sfera che schizza lontana, la lotta Maremmani, scivola Cinquini, attenzione dall'altra parte, 3 contro 1, Muglia, il tiro di Muglia, e c'è però la fase difensiva, se ne va Casas e poi c'è il fallo assegnato a carico del Forte dei Marmi che grida scandalo al cospetto di Dio, aveva portato via una sfera tranquillissima con la stecca, si tuffa a terra Dal Santo e c'è la punizione a carico del Forte dei Marmi quando mancano 11:10. Se ne stava andando Solsoletto Casas, ma Galoppi è caduto nell'inganno avversario. Dunque Martinez attaccato da Platero, ala meglio Platero, recupera sfera alla balaustra, studia il piazzamento dei compagni, serve per Cinquini da far girare, fa cenno Platero, intanto è pronto Ambrosio, esce Cinquini dentro Ambrosio, perciò si cerca più profondità, più cattiveria sotto porta, è Ambrosio che se ne va, il primo tiro di Ambrosio è stoppato, attenzione al contropiede rossonero, Muglia
cerca lo scatto su Platero, lo costringe a uscire dall'area Platero, la lotta all'angolo, ha la meglio Platero, porta via Sfera per i suoi, si incunea fra due avversari, poi si ferma, la pensa al centro, ma c'è Muglia che fa buona guardia. Attenzione, Dal Santo, Muglia, un alza e schiaccia improbabile da posizione defilata, non ha difficoltà Agnata, poi è Maremani che se ne va con la stecca, supera un avversario che è Mitians, supera anche il secondo, la mette al centro, Sfera che rimbalza sul cosciale dopo il tocco di Ambrosio, sul cosciale di Sgaria, e dunque niente da fare. Martinez in possesso di Sfera, nuovamente un cambio, fuori Mitians, turno di riposo per lui, dentro il Capitan Cocco. Da questi a Dal Santo, 9:38, non sono mancate le occasioni. Sicuramente in due occasioni limpide hanno tolto le castagne dal fuoco, 2 per parte i portieri. Adesso ci prova con un alza e schiaccia lontanissimo Martinez. Niente da fare, fuori Casas, dentro Burgaia, rientra anche Cinquini per il turno di riposo a Platero. 9:13 alla fine del primo tempo, 0-0 il risultato, 5 falli per la formazione di Gigio Bresciani, a quota 2 la formazione allenata da Diego Mir. Ancora Maremmani deve temporeggiare per consentire la posizionamento in area di Cinquini. Adesso è Ambrosio, la dà all'indietro per Maremmani che parte da lontanissimo, scarica un tiro lunghissimo ma è intercettato da Dal Santo, e se questi tiri non passano diventano pericolosi. Intanto c'è un cambio, rientra Texido per Mitians, se non vado errato. Adesso è Dal Santo, manovra per i suoi, Cocco cerca la fascia destra, appoggia per Texido, ancora per Cocco, dietro la porta controllato da Ambrosio, da questi a Muglia costretto a girare al limite dell'antigioco, il tentativo alla lunga distanza è intercettato, poi la Sfera portata via da Cinquini, appoggiata su Maremmani, il tiro di Maremmani fa la barba al secondo palo, Sfera schizzata lontana da parte di Cocco. E adesso il tentativo dalla lunga distanza di Cinquini, cercava la spizzata di Burgaia, non riesce, Sfera in profondità, Texido cerca un compagno, deve aspettare che si piazzino, trova adesso il Capitan Cocco per Texido, ancora lui cerca di andarsene davanti a sé Cinquini, l'appoggio è per Dal Santo, ancora Cocco, Texido attaccato da Cinquini, resiste alla carica, serve all'indietro Dal Santo che ci prova dalla lunga distanza, la Sfera parata e recuperata da Ambrosio che se ne va fra due avversari, poi va alla conclusione, niente da fare, il tiro rimbalza sulla gamba di Muglia e finisce fuori di un soffio. Attenzione, siamo già dall'altra parte, folate offensive velocissime, prova dietro porta un improbabile alza e schiaccia Muglia, non riesce a controllare la Sfera, la recupera Cinquini, serve Maremmani, avanza Maremmani, si porta al limite dell'antigioco, Cinquini lo libera in fascia destra per la conclusione che passa al lato, sono dall'altra parte i compagni, non possono sfruttare un'eventuale ribattuta della sponda e la pallina torna in possesso del Breganze che rimposta l'azione d'attacco. Ancora Muglia cerca un compagno, lo trova in Cocco, attenzione a Cocco, all'indietro per Dal Santo, missile di Dal Santo intercettato però da Burgaia, ma è ancora Dal Santo, deve lottare però con Ambrosio, finisce a terra, prima Ambrosio poi Dal Santo e l'arbitro decide che il fallo è del rosso-blu a carico di Dal Santo e costa il sesto fallo a carico del Forte dei Marmi, mentre c'è nuovamente il secondo time out del primo tempo da parte di Diego Mir. Ma insomma una partita forse un pochino meno spettacolare in questi ultimi minuti, diciamo che nei primi minuti le due squadre hanno provato tutte le loro armi migliori dal punto di vista tecnico per cercare di sbloccare il risultato, poi visto che non ce l'hanno fatta adesso si affidano un pochino più al gioco ragionato e alla fase fisica. Non vedo questa grande differenza nei falli 6-2 perché mi pare che tutte e due le squadre giochino in maniera simile, diciamo così.
e a questo punto ecco ci vuole veramente un'invenzione. Prima c'è stato un po' di minuti fa, un bellissimo passaggio di Casas che ha tagliato praticamente tutta la difesa del Breganze per l'inserimento di Cinquini, il cui tiro poi è stato parato, e ci vuole un'invenzione e vediamo se chi delle due squadre riuscirà a trovarla per prima, perché a questo punto l'equilibrio è abbastanza pronunciato. Decisamente. Intanto torna in avanti Texidò per i suoi, la dà lunga ma capisce tutto, poi sbaglia, attenzione Muglia, tenta un alza e schiaccia, era arrivato in netto anticipo Cinquini, poi un rimbalzo maligno sulla sponda, favorito Muglia. Intanto c'è il fallo, la trattenuta di Cocco su Cinquini, già battuto Ambrosio, Burgaia, Cinquini, Ambrosio e Platero per il rosso-blu, Texidò, Cocco, Muglia e Dal Santo per i vicentini. È la formazione versilese a manovrare. L'occasione per Muglia, che è un imbalzo sulla sponda molto strano, lo ha favorito, però non è riuscito a superare il buon Riccardo Gnata. Ambrosio parte in percussione, supera un avversario per Platero, finta il tiro, poi l'appoggia Platero, niente da fare, schizza lontana, la sfera è riconquistata ancora però da Burgaia che la mette al centro. Platero però è spalla alla porta, non può andare alla conclusione, ancora Platero in croce dietro porta con Ambrosio. Ambrosio in un fazzoletto ci prova 2 volte, la prima la para al portiere, la seconda è, attenzione, c'è un pattino vistosissimo, poi comunque ci prova comunque Platero, spalla alla porta, look, ma non riesce alla conclusione. Sfera alta, riparte il Breganze. Texidò in possesso di sfera, si allarga, finisce a terra Dal Santo, non c'è fallo, fa cenno il signor Parolin, poi la sfera sparata lontana, la recupera Burgaia per i suoi, che rimposta l'azione d'attacco, si prepara intanto Casas all'ingresso in pista per Ambrosio, eccolo Martín Casas, autore di 5 reti in queste prime 6 giornate. La sfera è per Burgaia, la domestica il fantasista spagnolo, ancora per il connazionale, da questi a Platero, intanto a centro area cerca di farsi spazio, di portar via l'uomo il nostro Casas, appoggio e la fiammata di Marty Potter. Casas fa 1-0 rosso-blu quando mancano 4:14. Dunque dicevo, Cinquini a centro area cerca di creare il varco e ci è riuscito molto bene. È eccezionale Casas, ha una visione di gioco, ha visto che c'era la difesa messa male come prima, che ha dato quella palla a Cinquini, che è stato l'unico ad accorgersene, anche ora ha visto che c'era la difesa, proprio un varco, l'ha messa in quel punto lì, gran gol. L'avevo detto, no? Ci voleva una prodezza, è arrivata quella di Casas. Intanto l'arbitro fischia il fallo a carico del Forte dei Marmi, è il 7° fallo con qualche secondo di ritardo. Sinceramente ha di che lamentarsi Dal Santo, non so cos'altro volesse, stava mandando in contropiede. C'è poi il fallo fischiato a carico del Forte dei Marmi, già battuta. 7-3 i falli di squadra a carico del Forte dei Marmi. Attenzione Texidò per Capitan Cocco, per Texidò che prova il tiro smorzato da Burgaia, sfera recuperata dallo stesso Burgaia, va su di lui Muglia, ma buon gioco Casas, la mette al centro, finisce a terra Platero, ma l'arbitro dice che questa volta non c'è fallo. Al centro ancora il miracolo su Casas, il miracolo del portiere, poi è Gnata che se lo deve vedere con 2 avversari, fa il suo dovere anche lui, riparte Burgaia fra 2 avversari, gli tocca sfera, una maglia rossonera all'angolo, gli portano via pallina in 2, l'arbitro dice che si può proseguire. Muglia tenta di superare Casas, non gli riesce, poi finisce a terra Casas e a mio avviso c'è ben più di un fallo di squadra come viene assegnato. Di fatto bastonato duro dietro porta il numero 18 Casas da Muglia, l'arbitro decide che c'è il fallo di squadra numero 4 a carico del Breganze, rimane a terra, intanto c'è il time out chiesto dal Forte dei Marmi. E c'è stata una fase molto spettacolare con cambiamenti di fronte da una parte e dall'altra,
Casas ha cercato la volée proprio, ma Sgaria si è buttato alla disperata, è riuscito a pararla. Sul contropiede anche Gnata ha fatto un ottimo intervento, poi c'è stato questo intervento dietro la porta su Casas con Galoppi, che adesso sta andando a spiegare a Mattugini e a Luisi che probabilmente lui era coperto dalla porta e non ha visto, non lo so, peraltro anch'io non è che abbia visto molto, ma insomma mi sembrava da come è caduto Casas che il fallo ci fosse stato, come in effetti, ecco, sulla mano forse. Comunque il Forte dei Marmi dovrebbe cercare di mantenere il vantaggio, andare al riposo, anche se con un solo gol di vantaggio sarebbe importante, anche se queste sono partite che si decidono sul filo di lana. Fra l'altro mi ricordo che, se non vado errato, lo scorso anno proprio il Breganze nel finale della partita capovolse il risultato e portò a casa i 3 punti qui al Palaforte, quindi c'è da stare molto attenti. E ci auguriamo che Ambrosio faccia la stessa cosa anche quest'anno, che l'anno scorso l'ha fatta a favore del Breganze, ci auguriamo lo faccia anche quest'anno a favore del Forte dei Marmi. Comunque la punizione a favore del Forte dei Marmi ci ha battuta, è Platero, 10 secondi per lui per uscire, intanto è rientrato Martinez, terminale d'attacco, Martinez al posto di Dal Santo, dunque Martinez, Muglia, Texidò e Cocco. Burgaia in possesso di sfera, appoggia per Platero, l'ultimo uomo è Cinquini che appoggia per lo stesso Platero, poi scatta in avanti la formazione rossoblu alla manovra, pressato dai giocatori in rosso-nero, sfera che finisce all'angolo, non riesce a riconquistarla per i 5 secondi Platero, dunque la punizione quando mancano 2:30 in favore del Breganze. 1-0 risultato, paga il gol di Casas dalla media distanza su grande movimento di Cinquini che si porta via l'avversario in area, crea il varco e Casas ci infila una staffilata mostruosa. Del resto è il giocatore con la bacchetta magica. Ancora Texidò dietro porta, cerca un compagno, non lo trova, la sfera è all'indietro per Cocco, attaccato da Burgaia, resiste il capitano con grande esperienza, poi la mette al centro dell'area dove c'è una selva di gambe e qui a mio avviso c'era un fallo di confusione, ma l'arbitro fa proseguire. Ancora per Martinez che tenta lo scatto, supera un avversario, poi al momento di entrare in area viene controllato in 3 a terra e l'arbitro decide per l'ingaggio, signor Galoppi. Dunque pericolosissimo Martinez per il Breganze, si riprende con l'ingaggio, battuta alla meglio ma solo momentaneamente il Forte dei Marmi, poi è Platero che se ne va, fascia destra per lui, Platero per Burgaia, il tiro di Burgaia, la smanacciata del portiere, la sfera recuperata da Texidò che vola in avanti, poi si schiera il Forte dei Marmi, quando manca 1:33 bisogna ragionare e giocare con la testa, facendo Gigio Bresciani dalla panchina. Attenzione Texidò, scivola Cinquini, Texidò ancora lui, cerchio di centropista, cerca un compagno, poi va a caricare il tiro sul primo palo ma Gnata è ben piazzato. 17 secondi alla conclusione dell'azione, ancora il tentativo e c'è il gol di Texidò, se non vado errato, forse c'è, no, la spizzata di Muglia, segnala l'arbitro e dunque Muglia sotto misura devia un tiro dalla media distanza di Texidò e quando manca un primo e 0-5 annulla il vantaggio rossoblu. 1-1 e si riparte. Cinquini intanto sfumano i 5 secondi e regaliamo sfera al Breganze. Giulio. Eh sì, è stata una bella intuizione di Muglia sulla conclusione da fuori di Texidò che probabilmente non avrebbe sorpreso Gnata, invece è stata proprio quella tanto necessario per superare il portiere veneto. Tutto in discussione di nuovo, c'è ancora una cinquantina di secondi con la pallina che il Breganze non potrà tenere fino alla fine, perché qualche secondo, anche se la tengono fino al limite dei 45 secondi, resterebbe al Forte dei Marmi per tentare un'ultima occasione. Vediamo. Intanto è Martinez che manovra, gran bel gol quello del Breganze, il tiro e la spizzata di Muglia era una cosa sicuramente preparata in allenamento. Intanto adesso è Martinez, incrocia con Cocco, va a curarlo Cinquini, Martinez tenta l'ingresso in area, poi la spazza fuori dal rettangolo di gioco Riccardo Gnata quando mancano 20 secondi.
Dunque il Breganze che può finire in attacco. 20 secondi alla conclusione. 1-1 il risultato, tutto sommato per quanto visto anche un risultato giusto. Al Forte dei Marmi forse qualche occasione un po' più pulita davanti a Sgaria, ma insomma il risultato rispecchia l'andamento della gara con due formazioni che hanno provato a superarsi. Intanto Texido controllato da Casas poi suona la sirena sull'intervento difensivo di Casas. Finisce il primo tempo sul risultato di 1-1, 7 falli rossoblù, 4 per il Breganze, e questa è forse l'unica nota stonata di questo primo tempo. Risultato tutto sommato rispecchia l'andamento in gara, forse con, ripetere, qualche occasione più pulita per il Forte dei Marmi. Sì, il Forte dei Marmi ha fatto, diciamo, valere il fattore campo per quanto riguarda il numero delle occasioni, però il Breganze ha dimostrato sia nell'occasione del gol ma anche in altre circostanze che non è una squadra che è venuta qui unicamente per contenere, ma è in grado anche di creare grossi problemi, e concordo con quello che ha detto Fabrizio, il risultato di parità è probabilmente quello più giusto. Bene, io ringrazio Giulio Arnolieri per i commenti, l'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, ci sentiamo per il secondo tempo. Fuori al palazzetto siamo presenti, con gli occhi spalancati, sempre attenti, guardiani della sabbia e del bel mare, e un cuore versigliese per sognare. Viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luna che ci ride, sai perché? Noi fatti nella stecca e una pallina per giocare, scendiamo tutti in pista per la gloria e la città. L'hockey, Forte dei Marmi, è un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi, è un cuore grosso, è rosso-blu. Da tempo se ne parla sul pontile, che questa squadra mostra un grande stile, cresciuta forte all'ombra del fortino e in piazza del Pozzetto cittadino. Viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luna che ci ride, sai perché? Coi fatti nella stecca e una pallina per giocare, scendiamo tutti in pista per la gloria e la città. L'hockey, Forte dei Marmi, è un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi, è un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi, è un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi, è un cuore grosso, è rosso-blu. Ma andiamo sempre in pista dei campioni, che al Forte poi diventano dei leoni. Sarà quest'aria piena di salmastro che spinge sempre in alto un vero asso. Viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luna che ci ride, sai perché? Coi fatti nella stecca e una pallina per giocare, scendiamo tutti in pista per la gloria e la città. L'hockey, Forte dei Marmi, è un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi, è un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi, è un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi, è un cuore grosso, è
Bene, riprendiamo la linea qua dal Palasport di Forte dei Marmi, squadra in pista, bisogna attendere soltanto che si piazzino i due portieri, il cenno dell'arbitro, ricordo Parolin e Galoppi, o meglio Galoppi e Parolin. Le formazioni per il Forte dei Marmi: Maremmani, Platero, Ambrosio e Casas. Risponde Cocco, Texidò, Mitians e Martinez per quanto riguarda la formazione in rosso-nero. La sfera lunga, Ambrosio in possesso di sfera, all'indietro per Maremmani, allarga per Platero, ancora all'indietro per Ambrosio che parte da molto lontano, serve Martin Casas, ancora Platero, Ambrosio, Platero recupera sfera, porta in avanti, supera Martinez al limite dell'area, il tentativo di deviazione sotto misura di Ambrosio, fermato dal portiere, ma ancora una buona occasione per il rosso-blu che rihanno così 45 secondi. La sfera adesso smanacciata molto bene dal portiere avversario, torna in avanti Mitians per Cocco, esce dalla zona buia, serve Martinez, in profondità c'è Texidò che recupera la sfera, attaccato ancora all'indietro per, scusate, all'angolo per Cocco. Cocco cerca un compagno, lo trova in Texidò che gli ritorna a sfera a ritroso, il varco per Texidò, poi è Mitians che va alla conclusione, Ignata la para con la spalla, si sposta di 5 cm giusto per intercettare. Dall'altra parte ancora Platero in possesso di sfera, finta il tiro, poi si ferma, temporeggia, appoggia per Ambrosio dopo il tocco di Maremmani, da questi a Platero. Platero adesso tenta la percussione in fascia destra al centro per la deviazione di Casas due volte, poi c'è la stecca del portiere molto fuori dall'area di rigore, ma l'arbitro dall'altra parte non riesce a vederla. Ancora Platero va alla conclusione, intercettata, sfera che rimane lì, la recupera Martinez per i suoi, ancora un'occasione per il rosso-blu. Risposta Agnata alla risposta del portiere Sgaria, ancora il Braganza a manovrare. 1-1 il risultato, ricordo 7 falli rossoblu, 4 per quanto riguarda il Breganze. Dietro porta per Cocco, Cocco l'appoggio, sfera sporcata, la recupera Platero, davanti a sé Mitians, cerca, scusate, Texidò cerca di superarlo, poi appoggia per Casas, da questi all'indietro per Maremmani. Forte dei Marmi che gira per linee esterne, cerca la zampata, adesso è Casas, punta l'avversario, fa fuori ampiamente l'avversario, si gira, il tiro è piazzato però il portiere e c'è il fallo di Texidò su Platero. Intanto Ambrosio e Martinez richiamati dall'arbitro, un contatto fra i due a sfera lontana, dice che è l'ora di farla finita, si punzecchiano oramai da qualche minuto i due. Tutto pronto per la battuta, Forte dei Marmi, intanto a terra Ambrosio e vediamo qual è la decisione dell'arbitro. Secondo me li caccia tutti e due, esatto, fuori tutti e due. Mi sembrava un fallo vistosissimo da una parte, Giulio, forse mi sbaglio. Sì, vabbè, è un po' strano perché uno che cade a terra e viene anche espulso. Il fallo mi sembrava di Martinez, non lo so. Comunque le immagini le vedono tutti, sicché quindi possiamo sbagliarci noi, si possono essere sbagliati gli arbitri, però conta quello che dicono loro. Secondo me sembrava in questo caso, prima si erano punzecchiati, sì, giustamente l'arbitro li aveva richiamati, ma questa volta mi pareva proprio che fosse stato un fallo non grave, per carità, da fallo di squadra, però il fallo mi sembrava da una parte, anche perché sennò non sarebbe caduto Ambrosio, penso. Immagino anch'io, comunque questa è la decisione, niente cambia, 4 per parte, espulsione a gioco fermo, dunque si cambiano i giocatori, è entrato Burgaia per Ambrosio, Dal Santo per Martinez e si riprende con un ingaggio, dice l'arbitro. Dunque c'è l'ingaggio, Casas sulla sfera, tutto pronto per la battuta in questo momento, Casas, Burgaia, Casas ancora per Burgaia dietro porta, cerca un compagno, lo trova in Casas, fraseggiano sul corto i due, poi scaricano all'indietro per Maremmani, dall'altra parte per Platero, percussione di Platero all'indietro per Maremmani, si allarga Maremmani, il tiro, la deviazione, sfera che si impenna, non c'è fallo, poi Platero che la mette al centro, una sfera alta in controtempo, preso in controtempo Maremmani, non riesce ad andare alla conclusione.
intanto crolla a terra probabilmente sullo slancio dell'azione di poc'anzi il giocatore Cocco, se non vado errato, mi manca lui alla conta. Si rialza in questo momento, sì, è Capitan Cocco, niente da fare, si riprende con una punizione in favore del Forte dei Marmi al vertice basso alla sinistra del portiere vicentino. Tutto pronto per la battuta, vediamo quelli che saranno gli sviluppi. È Maremmani, l'appoggio di Maremmani per Burgaia, cerca un compagno, lo trova nell'arretrato Platero, ancora per Burgaia, dall'altra parte Maremmani, ancora per Platero, pressing alto dei rossoneri, la sfera intercettata da Texido, se ne va, serve Mitians, il tiro di Mitians sul primo palo, poi viene messo giù secco e duro Casas, l'arbitro dice che c'è il fallo di squadra, numero 6 a carico del Breganze. A quota 7 il Forte dei Marmi, 1-1 il risultato, 21:38, partita che sta diventando decisamente dura, ben più che spigolosa. Torna in avanti Cocco, appoggia per Texido, si allunga sfera per superare la guardia di Maremmani, Mitians, Texido ancora per Cocco, cerca un compagno, poi Cocco la mette dall'altra parte per Dal Santo, da questi a Mitians, Dal Santo ancora per Cocco, cerca di andarsene Cocco, su di lui va Platero, gli impedisce la conclusione, la sfera è recuperata ma solo momentaneamente da Burgaia, e ancora il Breganze a manovrare, poi il passaggio al centro, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi, non ci arriva Dal Santo, non l'aggancia, la recupera il Forte dei Marmi con Casas che chiama i suoi alla manovra. Platero un possesso di sfera, da questi a Maremmani, ancora per Casas, per Platero, cerca e trova Casas col numero 18, dall'altra parte Maremmani, in orizzontale ancora per Casas, prova la percussione, va al tiro, la parata, poi Casas va a riprendersi sfera, finisce dietro porta, poi è spallonato, spinto fuori dall'area da parte di Dal Santo che si lamenta con l'arbitro, ma c'è il rigore sacrosanto a favore del Forte dei Marmi. Quando mancano 20 e 24, Giulio, mi pare ineccepibile. Eh sì, rientra Ambrosio che ha ascoltato i 2 minuti, fra l'altro ritornando al fallo prima alla doppia espulsione, cioè o c'era fallo o c'era una simulazione di Ambrosio, quindi doveva essere espulso uno, cioè, dei due, o comunque la cosa migliore sarebbe stato il tiro, la punizione normale. Rigore, tutto pronto, il tiro, la para il portiere ma si è mosso in netto anticipo. Dunque si ripeterà, si va a lamentare il capitano del Breganze, ma si è mosso decisamente in anticipo, non che sia facile aspettare il momento del tiro per un portiere che è in posizione più che precaria. Si riparte, ancora Ambrosio, il tiro, ancora la parata, sfera che rimane lì, Ambrosio che la trattiene e poi finisce a terra, la recupera Texido, attenzione, cerca di superare l'avversario, il primo non il secondo, ancora Burgaia, se ne va, poi è Maremmani che lotta con Mitians, alla meglio Mitians, si allarga il tiro di Mitians, la parata in uscita del portiere, diventa un contropiede, ancora Burgaia si allarga, recupera però il Breganze, Burgaia finta il tiro, la conclusione, sfera che si impenna, la recupera Ambrosio, la serve a Burgaia, dunque ottima parata del portiere, la prima volta si era mosso in anticipo ma la seconda veramente l'ha tolta molto bene, intanto il passaggio dietro porta rimbalza malamente ma la sfera è ancora per Platero, poi messo giù e l'arbitro invece decide che c'è il fallo a favore del Breganze, quando c'era stato in precedenza un contatto proprio di Dal Santo su Ambrosio. 8 falli rossoblù a quota 6 la formazione vicentina, 19 minuti da giocare con il Forte dei Marmi, B&B Service e Breganze che pareggiano 1-1. Ancora Martinez ci prova, si immola però il nostro Platero, attenzione ancora Martinez, c'è il blocco vistosissimo su Platero, l'arbitro dice che si può proseguire,
Adesso in una qualche maniera la controlla Mitjans, serve Dal Santo, largo per Martinez che cerca la conclusione, la sfera è però recuperata, Burgaia dopo il tocco di Platero, ancora lui in area, passa dietro porta, non c'è nessuno per lo scarico, si ferma, poi la stecca del portiere Sgaria è abbondantemente fuori dal rettangolo dell'area di rigore, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Intanto chiama il gioco a 3 Ambrosio, 18:42, occasioni da una parte e dall'altra, battuta in questo momento Forte dei Marmi che non è riuscita a trasformare un rigore. Ancora Platero in possesso di sfera, ancora lui, poi sfera all'indietro per Burgaia, percussione in fascia destra, il missile di Burgaia fa la barba al palo, sulla respinta è Cocco il più lesto, si impossessa la pallina, si distende il Breganze, alla meglio Cocco, va alla conclusione, para molto bene Ignata, recupera la sfera Platero, porta in avanti per i suoi Burgaia, appoggia ancora per Platero, percussione in fascia destra, va alla conclusione, la parata di Sgaria e poi la sfera è per Martinez, attenzione Dal Santo, cerca di metterla dall'altra parte dove arriva Cocco, niente da fare, sfera lunga, ancora Ambrosio sulla pallina, l'appoggia per Maremmani fra due avversari, supera il primo, poi la mette al centro, ma è una sfera sporca, non riesce nella direzione Burgaia, ma buona triangolazione fra i due, vicino alla rete il Forte dei Marmi, così come poc'anzi era successo al Breganze. Intanto la pallina addomesticata da Burgaia, finta il tiro, appoggia all'indietro per Platero veramente importante in questa fase, si sacrifica moltissimo, è veramente grande qualità oltre alla sostanza. Ancora per Maremmani, il tiro di Maremmani, fa la barba al palo, sfera che schizza lontana, Dal Santo il più lesto di tutti, la prende, la rimposta su Cocco, vola in fascia sinistra Cocco, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, si distende il Breganze in fase difensiva, la BNB Service, intanto Muglia pronto a entrare, entra in questo momento al posto di Capitan Cocco, Mitjans controllato, la sfera è proprio per Muglia, la appoggia per Martinez, Muglia va a prendere posizione in area di rigore, ancora dall'altra parte per Mitjans, 16:46, è Dal Santo che si allarga, va alla conclusione, la parata del portiere che poi si alza e tranquillamente l'appoggia nell'angolo dove c'è Maremmani che può impostare l'azione d'attacco, l'appoggio, tanto pronto Burgaia, sostituisce, pronto Burgaia all'uscita, entra Casas, percussione di Casas, il tiro passa al lato, sulla ribattuta Ambrosio, sfiora il palo, attenzione dall'altra parte Martinez, ma c'è l'intervento difensivo e poi un gol capolavoro di Martinez, molto defilato, riesce dopo l'intervento difensivo su una palla sporca a infilarla alle spalle dell'incolpevole Riccardo Ignata e fa 2-1 il Breganze sulla pista del Forte dei Marmi grazie a Martinez. Gol importante ma soprattutto esecuzione pressoché perfetta, Giulio. Eh sì, veramente un grandissimo gol, anche perché non ha nemmeno guardato la porta, sembrava quasi addirittura che avesse colpito l'esterno della rete, è veramente una prodezza assoluta. Attenzione, ora riparte Muglia, momento difficile del Forte dei Marmi, anche perché si è visto con quale fatica si riesce a superare la difesa del Breganze e adesso il Forte dei Marmi deve inseguire. Intanto la sfera è per Maremmani per Ambrosio, da questi a Casas, Casas in possesso di sfera, l'appoggia Platero, bisogna cercare di sfruttare al massimo quello che riusciamo a trovare nell'area del Breganze, ma il gol di Martinez è veramente molto bello, se ne va Platero fra due avversari, la mette al centro, con il corpo difende Dal Santo, poi la sfera recuperata da Muglia che se ne va, attenzione Muglia al centro per Martinez che questa volta non aggancia, ma il contropiede rossonero è stato pericolosissimo. Siamo dall'altra parte con Casas, supera un avversario, la mette nel mezzo e miracolo ancora del portiere su conclusione di Ambrosio. Adesso è Dal Santo che manovra per i suoi, si schiera in fase difensiva la formazione allenata da Gigio Bresciani, ma il gol di Martinez ha sicuramente dato forza e cuore alla formazione
rossonera. Maremmani in possesso di pallina, 14:47, 2-1 del Breganze sulla pista versiliese. Platero finta il tiro, l'appoggia per Maremmani che la mette al centro. Non può deviare Casas per l'intervento di Mitjans, che poi si ritorna in avanti. Ancora il giocatore col numero 14 all'angolo, su di lui va Ambrosio. La sfera è per Martinez. Mitjans ancora cerca un compagno, lo trova nel ritratissimo Martinez, autore di una bellissima rete che ha portato in vantaggio il Breganze. Ancora lui per Dal Santo, su di lui va Casas, si lotta dietro l'area porta, poi la sfera presumibilmente così è in fondo alla pista per Martinez, che tenta un tiro per il tentativo di deviazione di Muglia. Ci prova ancora Mitjans, la sfera, poi c'è il fallo fischiato a Ambrosio da parte di Galoppi, è il 9º fallo di squadra per il rosso-blu. E beh, sinceramente mi sembrava fosse contrario il fallo, era in netto anticipo Ambrosio, ma tant'è che Galoppi questo ha fischiato. Muglia a possesso di sfera, 9 falli rosso-blu, 6 per il Breganze, che adesso prova una conclusione, la recupera però il Forte dei Marmi. Per Ambrosio lunga, è in anticipo Dal Santo, Ambrosio va a disturbarlo dietro porta, ma Dal Santo ha buon gioco grazie all'appoggio su Martinez, che se ne va in fascia sinistra, controllato molto bene da Platero, poi finisce a terra e c'è il fallo in favore del Forte dei Marmi. La punizione ci ha battuta, Ambrosio in possesso di sfera per Platero, per Casas, che tenta l'appoggio ma non ha difficoltà ad intercettare la sfera, la difesa rossonera. Adesso siamo all'angolo e c'è il 10º fallo, Platero su Martinez, 10º fallo e punizione di prima, e si mette veramente dura. Dunque il 10º fallo, la punizione di prima, e adesso siamo nelle mani del portiere Riccardo Gnata. Vediamo chi sarà l'incaricato, immagino Martinez. Intanto entra dentro Cinquini, vediamo che va Gnata, e mi pare, Giulio, in questa occasione era inevitabile che l'arbitro fischiasse. Sì, questa sì, quella di prima anch'io sul 9º fallo ho qualche dubbio, perché era in vantaggio appunto Ambrosio, e quindi sì, è un momento difficile questo qui. Il Forte dei Marmi ha commesso in successione rapida, non il 10º fallo, e insomma fra l'altro il Breganze è solo a 6 falli, quindi insomma anche quello praticamente sono quasi alla stessa distanza al prossimo, ammesso che ci sia, no? Vediamo un po', Gnata è uno specialista, Martinez pure, vediamo chi sarà più specialista dell'altro. Esattamente, tutto nel guantone di Riccardo Gnata. Martinez, ricordo, ha vinto la Stecca d'Oro nel primo anno in cui ha giocato nel Monza, poi già l'anno scorso ha superato abbondantemente le 50 reti in quel di Follonica, e adesso nel Breganze davanti a sé ha il miglior portiere della Serie A1 e lo dimostra fermando il tiro diretto. Para il portiere, pareggia il conto delle parate su tiri piazzati. Dunque si torna a giocare con il minimo scarto, ma adesso il Forte Marmi deve fare molta attenzione, perché insomma bisogna giocare su ogni sfera, ma soprattutto, visto l'andamento arbitrale, bisogna fare molta attenzione al minimo tocco. Intanto è Mitjans che va alla conclusione, la sfera è poi comunque per il Breganze dopo l'intervento di Ambrosio. Dal Santo per Martinez, si accentra Martinez, va alla conclusione, gliela para lo stesso Muglia, la sfera è per Cinquini. Forte dei Marmi in avanti con Casas in orizzontale per Maremmani, Cinquini ancora, cerca un compagno, lo trova in Casas, Maremmani ancora per linee esterne, si aspetta lo sprint di Ambrosio in area, ci prova Casas sul primo palo, sfera che rimane lì e l'arbitro decide per l'ingaggio. Questa è una regola che ancora non ho ben afferrato. La sfera era nell'area di rigore, giocabilissima, ma l'arbitro ha deciso per l'ingaggio. Ancora il tentativo, la parata del portiere, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione, il tiro molto forte di Cinquini dalla media distanza. Il tocco dunque si riprende con i 45 secondi in favore del Forte dei Marmi. Siamo al vertice basso alla destra della porta vicentina.
Forte dei Marmi che adesso dovrà sfruttare ogni occasione per cercare di riportarsi in parità e poi sfruttare il fattore campo. Ci prova adesso Casas, niente da fare, la sfera schizza, la recupera Maremmani, ancora per il tiro e il gol di Maremmani, e i tocchi di Ambrosio non sono mai banali. Da Maremmani ad Ambrosio, dietro porta Ambrosio per Maremmani, e il nostro Giacomo fa 2-2. Mai banali i passaggi di Ambrosio, Giulio. Sì, veramente un grande assist quello di Ambrosio, e bravissimo Maremmani che, come aveva fatto Cinquini nell'altra partita, si veste da attaccante puro, da attaccante di area di rigore. Intanto c'è un nuovo fallo di Scadra a carico del Forte dei Marmi, ma si lamenta tutto il Palasport, non è d'accordo. Comunque 2-2, grandissimo Maremmani nella conclusione su un assist importantissimo di Ambrosio, che anche in questa occasione diventa assist man. Dunque tutta da giocare, 11:30 è un tempo infinito nell'hockey su pista, può succedere tutto e il contrario di tutto. 6 falli per quanto riguarda il Forte dei Marmi, a quota 11 a quota 11 il Forte dei Marmi, a quota 6 il Breganze. Cinquini a domestica sfera, si ferma, piazzato il Breganze, la sfera è per Casas, ancora Casas per Maremmani, per Cinquini, Maremmani ancora al centro per Ambrosio che ci prova 2 volte, la prima volta dice no al portiere, la seconda sfiora la traversa. Grande giocata, e questa volta era Maremmani a restituire il favore ad Ambrosio, ma non è stato fortunato Ambrosio. Intanto fuori Mitians, dentro Cocco, bisogna dare peso alla fase difensiva del Breganze. C'è il fallo in favore del Forte dei Marmi, viene richiamato anche Maremmani per dare spazio a Platero in pista. Maremmani che appena uscito si siede a terra, ancora Cinquini in possesso di pallina, incrocia con Platero, da questi Ambrosio che parte da lontano, al centro per Casas, c'è l'anticipo millimetrico di Muglia, poi arriva Platero, mamma mia che gare importanti che fa il ragazzo. Cinquini, missile, fermo, la sfera, c'è un pattino enorme, la sfera sarebbe infilata nel sacco senza il pattino di Dal Santo, e c'è il rigore per il Forte dei Marmi e il richiamo ufficiale per le proteste a Dal Santo. Dunque il Forte dei Marmi dopo solo 3 minuti ha la possibilità, Giulio, di portare il risultato in vantaggio. Sì, è importante, l'hockey è bello anche per questi capovolgimenti di fronte. Il Forte dei Marmi ha rischiato grosso sul 1-2 sotto, ha rischiato la rete sul tiro piazzato, ha vacillato anche in qualche occasione. Il Breganze era molto bravo a riuscire a anticipare, impedirgli di sviluppare la manovra. Poi c'è stata quella splendida invenzione di Ambrosio finalizzata alla grande da Maremmani, e adesso questo rigore che mi sembra nettissimo, il fallo che Platero si appresta a battere. Bene, Platero contro Sgaria, vediamo se ha la meglio Platero, si può partire, il tiro, para il portiere, niente da fare, Platero recupera la sfera, poi ancora Platero, c'è però il fallo rosso-blu, dice l'arbitro, parato il tiro di Platero. Non è la serata dei tiri diretti, 3 su 3 parati, quando mancano 10 minuti. 2-2 il risultato, occasionissima per il rosso-blu, ma non è stata sfruttata dal tiro diretto di Platero. Molto bravo Sgaria a toglierla dal 7. Battuta in questo momento dal Santo per Martinez, cerca di andarsene, lo attacca vittoriosamente Platero, poi ancora il Forte dei Marmi, Casas finisce a terra in area di rigore, l'arbitro dice che si può proseguire, travolto Casas dall'uscita di Sgaria, l'arbitro dice che si può proseguire. E beh, insomma, stiamo un po', la sfera finisce fuori dal rettangolo di gioco, dietro la porta, si riprende con un ingaggio, ma anche in questa occasione il giocatore rossoblu aveva spalle alla porta, è stato travolto dal portiere.
e l'arbitro ha detto che non c'era fallo. Intanto è Ambrosio che si fa sentire e porta via sfera. Federico Ambrosio per Casas, per Platero ancora, cerca un compagno, lo trova in Ambrosio. Partita che sapevamo fin dall'inizio complicata nella gestione per la buona squadra che il Forte Marmi si sarebbe trovato davanti. Ci si è messa anche qualcosa di esterno. Intanto sul tiro ribattuto dal portiere al centro, ancora Sgaria che dice di no per il filtrante. Adesso è Platero che va a disturbare l'ex compagno, l'ex capitano Cocco. Siamo dall'altra parte, Martinez, il tiro finisce fuori dallo specchio della porta, passa vicinissimo, se ne va Ambrosio, poi la sfera si allunga, va a lottarla Capitan Cocco, si rifugia dietro la propria porta Capitan Cocco prima di darla lunga, ma niente da fare, c'è Martinez comunque in seconda battuta ad impostare per il Breganze. Intanto chiede il time out il signor Diego Mir per i suoi al prossimo stop. Pronto al cancello è Texidò. Muglia in possesso di sfera, al tiro, nessuna difficoltà per Niata. Ambrosio recupera sfera, la riporta avanti per i suoi, 8-16, 2-2 il risultato. Tanto è Ambrosio che lascia la pista per fare spazio a Burgaia, fa girare molto gli avanti. Ricordo che Forte dei Marmi non in perfette condizioni alcuni elementi, dunque si cerca di non stancare nessuno più del dovuto. Ancora Burgaia al centro per Cinquini, spintonato, resiste Cinquini alla carica, mantiene il possesso della sfera ma non ha la possibilità della conclusione. Adesso Ambrosio al centro, attenzione, niente da fare, la sfera rimane lì, grande Elia che la soffia l'avversario, poi è schiacciata la balaustra. Settimo fallo a carico del Breganze quando mancano 7:37, 2-2 risultato, 11 falli rossoblù, 7 per il Breganze. Partita sta diventando decisamente spigolosa. Eh sì, del resto l'importanza della posta in palio, è vero che siamo a inizio stagione e tutto, ma insomma una partita che tutte e due le squadre dimostrano di voler vincere, come è logico che sia, e tutte e due le squadre capiscono di poter vincere, perché effettivamente il Breganze prima si è trovato in vantaggio in un momento particolarmente favorevole, avrebbe potuto anche allungare con il tiro del 10° fallo, e dall'altra parte il Forte Marmi avrebbe potuto tornare in vantaggio invece con il rigore per il pattino di Dal Santo. Grande grinta, grande ritmo da tutte e due le parti, gli schemi ci sono, ma è chiaro che si gioca anche molto sull'agonismo, lo si vede bene, e comunque lo spettacolo è sicuramente ad alto livello, a conferma che quello che stiamo raccontando è veramente un gran campionato con tanti ottimi giocatori, anche di quelli magari meno celebrati, ma ce ne sono veramente tanti in grado di far vedere delle belle cose. Senza ombra di dubbio. Intanto vediamo che il Forte Marmi si schiera con Gnata, Cinquini, Burgaia, Platero e Casas. Risponde Texidò, Martinez, Cocco e Dal Santo. Dunque ingresso di Texidò al posto di Mitians, Platero in possesso di sfera, l'appoggio su Burgaia da questi a Cinquini, marcatura aggressiva del Breganze. Ancora il tentativo di passaggio al centro, poi Ambrosio che va a riprendersi sfera ma commettendo fallo. 12° fallo di squadra, dice il signor Galoppi, a quota dunque -3 per ambedue, ma quando ne fischia uno al Forte, cioè uno al Breganze, ne fischia 3 al Forte, e dunque vediamo quello che sarà l'andazzo. Comunque Cocco in possesso di sfera, all'indietro per Dal Santo, Dal Santo ancora dall'altra parte, Martinez, poi la sfera in una qualche maniera intercettata, la recupera, se ne va a Casas, se ne va lui fra 3 avversari, fermato, cercava la giravolta, non gli riesce, la sfera è lunga per Texidò, all'indietro Martinez per Cocco, dall'altra parte Texidò, ancora per Martinez, per Dal Santo, ancora Texidò, Cocco, all'indietro Dal Santo, arretratissimo, l'appoggio sbagliato, la recupera Cinquini, rimposta su Casas, ha un'autostrada davanti a sé, entra in area la bacchetta magica di Casas,
scatta come un treno, fa fuori tutti, mette a sedere il portiere e fa 3-2, ancora una magia di Martí Potter. Casas, grande rete. Sì, insomma, ha un sacco di numeri questo ragazzo, veramente sa far gol in questa maniera, sa le deviazioni in area, sa pescare il compagno, sa veramente fare di tutto. Insomma, grande acquisto quello del Forte dei Marmi, e figuriamoci quando anche Burgaia sarà al massimo della condizione, rientrerà anche il capitano Motaranzo, perché bisogna tener conto di questo, che il Forte dei Marmi gioca con un uomo in mezzo praticamente. Ora magari forse un pochino di più Burgaia rende, però lo si vede da come si muove che non è il giocatore che siamo abituati a vedere anche precedentemente alla sua venuta a Forte dei Marmi. Gol molto importante su cui chiaramente il Forte dei Marmi non si può assolutamente permettere di speculare e di cercare di amministrare, perché il Breganze a questo punto si trova all'opposto di come si è trovato all'inizio della ripresa, quindi tutt'altro che intenzionato non solo a addormentare il gioco, ma dovrà cercare di costruire. Quindi il Forte dei Marmi si potrebbe trovare nella condizione in cui per qualche minuto si è trovato il Breganze in vantaggio, quindi cercare di far andare avanti gli avversari, di colpire in contropiede, e i mezzi ce l'ha, l'abbiamo visto adesso proprio con Casas, per fare male in contropiede la squadra di Bresciano. Intanto si riprende a giocare, è Martinez, Mitians in possesso di sfera, Cocco attaccato da Cinquini che non gli dà tregua, la sfera è all'indietro per Texidó, cerca di andarsene su Casas, ma Casas va a portare via sfera, poi c'è il fallo di Texidó che si sdraia sulla pallina, la punizione in favore del Forte dei Marmi, e c'è Galoppi che va a dire qualcosa alla panchina. Richiamo ufficiale per Muglia, che probabilmente aveva avuto qualcosa da dire all'arbitro che ha fischiato questa punizione. Signor Galoppi, 3-2 risultato, 5:47 da giocare, 12 falli rossoblù, 7 falli per la squadra del Breganze. La pallina sulla stecca di Casas, vicino a lui Platero, dietro la porta avversaria abbiamo Burgaia, centropista, pronto per ricevere lo scarico è Cinquini, francobollato da Cocco, tutto pronto, si può partire. Platero in possesso di sfera, davanti a sé Martinez, Platero la dà lunga per Burgaia, la difende dall'attacco di Mitians, poi ancora Burgaia in possesso di sfera, all'indietro per Cinquini, cerca di farsi vedere un compagno, attenzione bisogna uscire, 5 secondi, esce in questo momento ancora Burgaia, lo scatto di Cinquini, la sfera per Platero, tentativo di aprire il varco per l'ingresso del compagno, Cinquini che sta facendo un lavoro molto dispendioso là davanti, ancora per Platero, Platero la mette al centro, Burgaia non arriva alla deviazione ma mantiene il possesso di pallina, toccato ripetutamente, se ne va con un gioco di gran classe, poi sfuma nei 45 secondi al momento del tiro, dove comunque era ben piazzato Sgari, ha già battuto la punizione. La sfera in profondità, Cocco in possesso di pallina, 4:50 alla fine, ancora Texidó, da questi a Martinez dietro la porta di Ignata, la appoggia per Mitians, buona guardia dei rossoblù con Cinquini al centro, poi c'è la sfera intercettata dal portiere, finisce a terra Casas sull'uscita del portiere Sgaria, che dir si voglia, oramai lo sto chiamando in tutte le maniere. Dall'altra parte poi finisce addosso anche Capitan Cocco, si sposta alla porta, c'è da asciugare la pista, la punizione immagino sia a favore del Breganze. Dunque 3-2 risultato, 4:32 alla fine del tempo, 12 falli rossoblù, 7 falli per quanto riguarda il Breganze, sono stati 3 tiri diretti, 2 rigori e un tiro diretto parati dai portieri, e considerando Giulio anche la qualità dei giocatori, insomma 3 tiri diretti e 3 parati, la qualità dei portieri. Infatti sì, la qualità dei giocatori c'è, ma evidentemente in questa circostanza hanno fatto la differenza i portieri. Tanto si riprende a giocare con Casas sulla sfera, vicino a lui c'è Burgaia, arretratissimo Platero,
che aspetta lo scarico, lo riceve in questo momento, deve uscire dall'antigioco, lo fa sparando lontano per Casas che difende Sfera sull'intervento di Mitjans. Ancora al centro per Cinquini, da questi a Platero. Platero ancora cerca e trova ma solo momentaneamente Casas. Mitjans si intromette, torna alla manovra il Breganze, si difende la BNB Service, ancora per Martinez, 3,50 alla fine, 3-2 per il rosso-blu. Ancora per il tentativo al centro, ma la recupera Cinquini che vola in avanti, è solo fra 3 avversari, è costretto a fermarsi, appoggia per Casas, da questi a Platero. Platero cerca e trova Casas, attaccato da Capitan Cocco alla balaustra. L'arbitro dice che si può proseguire, poi Parolin dà il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi. Il tentativo filtrante non riesce per l'intervento di Platero, che la dà lunga per Casas in area di rigore. Casas, Dio mio, viene schiacciato contro l'area di rigore, l'arbitro fischia il nulla, è una cosa impressionante, fischia il fallo a carico di Casas. E beh, mi pare insomma che il signor Galoppi questa sera abbia sbagliato qualcosina. Casas stava andando verso la porta avversaria, Capitan Cocco lo schiaccia sulla porta e l'arbitro decide che il fallo è di Casas perché ha toccato il portiere e spostato la porta. Comunque 3 minuti netti, 3-2 il risultato, Forte dei Marmi a quota 13, a quota 7 il Breganze. Ancora il blocco e c'è il fallo di squadra fischiato a Cocco. Dunque il Forte dei Marmi con Burgaia, non c'è nessuno a prendere il passaggio a centro area, all'indietro per Cinquini, cerca un compagno, lo trova in Casas, addossa a sé Mitjans, l'appoggio però è per Burgaia, dietro porta ancora fraseggiano i due, bastonato Burgaia, la meglio Mitjans che se ne va, porta via Sfera, poi interviene il nostro Casas per Platero. 3 avversari su di lui, chiede ai suoi di allargarsi, Cinquini recupera, serve ancora Platero, la manovra il Forte dei Marmi quando mancano 2,18, il pressing su il Forte dei Marmi, poi la Sfera recuperata, attenzione, è Martinez in area, il tiro questa volta è parato, finisce a terra Martinez dopo la conclusione, l'arbitro dice che si può proseguire ancora, poi Martinez va a spintonare Platero, Platero però è un fisicaccio e non ci sta, la Sfera lunga per Burgaia in area, poi lo appoggia ma supera di un non nulla la traversa, poteva chiuderla là, non gli è riuscito. Torna in avanti il Breganze, partita che in questi ultimi 2 minuti sta diventando veramente importantissima. Martinez in possesso di Sfera, ancora Mitjans cerca di metterla al centro, la deviazione di Martinez questa volta è sopra la traversa, c'è il time out chiesto da Diego Mir quando manca 1,33 e a 1 minuto e 33 ancora tutta da giocare questa gara. Sì, tutta da giocare con alcune decisioni che effettivamente io non ho mai visto, era tanto che non vedevo fischiare così pochi blocchi, cioè ne ho visti fare molti in questa partita rispetto ad altre probabilmente perché ne hanno fischiati pochi, ne hanno fatti di più i giocatori, parlo del Breganze. Comunque insomma, a parte quello, lasciano alcuni interventi delle perplessità, continua a suonare la campanella ma era soltanto di 30 secondi e a questo punto il Forte dei Marmi deve reggere per 93 secondi un Breganze che invece cercherà il tutto per tutto, probabilmente fra un po' può darsi che venga anche tolto Sgaria per mettere un quinto giocatore di movimento, vedremo. Comunque il tempo non è molto, ma nell'hockey 1 minuto e mezzo è più che sufficiente per segnare anche un paio di reti. Senza ombra di dubbio, intanto la punizione in favore del Forte dei Marmi, pressing altissimo, Platero in possesso di Sfera, deve uscire, la dà lunghissima per Burgaia, dall'altra parte c'è Cinquini, la tiene Burgaia, attaccato ancora lui, entra in area, prende in prestito quella bacchetta magica e inchiola Sgaria, 4-2 e se non la chiude sicuramente ci mette un'ipoteca pesantissima con una magia straordinaria. Casas però, forse non Burgaia,
Non ho visto a cosa ha segnato l'arbitro, a me sembrava Burgaia, esatto. Dunque Burgaia che fa 4-2, il doppio vantaggio a 1 minuto e 20. E intanto eccolo là, esce per lasciare spazio ad Ambrosio, abbracciato dai compagni. Rete importantissima. Attenzione Martinez che non ci sta e adesso cerca di seminare il panico in area rossoblu. Niente da fare, la recupera Ambrosio, si ferma con intelligenza, appoggia per Platero, se ne va Platero, si ferma anche lui. Dall'altra parte c'è Cinquini, ne fa fuori 2, viene messo giù e c'è il blu a Martinez. E questo è un fallo di nervosismo sicuramente. Ci sta tutto. L'aggancio di Martinez, ci sta tutto. È la punizione di prima affidata a Casas. Quando mancano 54 secondi, risultato 4-2, Casas contro Sgaria, parte Casas, la tira dentro, è 5-2 e ristabiliamo un risultato probabilmente agli occhi di qualcuno troppo largo, ma che nell'ambito, pensando anche alle occasioni del primo tempo, ci sta veramente tutto. Ci sta perché bene o male le reti il Forte dei Marmi le ha fatte e quindi la differenza l'ha fatta questa. Indubbiamente la qualità. Questa sicuramente Casas ha meritato di segnare la terza rete, ma sottolineerei quella di Burgaia prima, perché in un momento in cui bastava tenere palla lui si è accorto che c'era un varco nella difesa, è entrato, ha palleggiato e ha messo in rete. Grandissima personalità, ripeto, in un momento in cui nessuno gli avrebbe detto nulla se avesse tenuto pallina per far passare il tempo. Quindi grande esecuzione ma anche grande intelligenza nel vedere che era il momento giusto. Intanto a 39 secondi va a quota 10 per quanto riguarda i falli di squadra il Breganze. Forte dei Marmi deve solo tenere la sfera lì, poi finisce fuori dal rettangolo di gioco, ma la punizione in favore del Forte dei Marmi. C'è la deviazione di Muglia e chiudiamo sul 5-2 in attacco. Abbiamo 34 secondi, potremo anche forse riuscire a tenerla. Dico forse perché chiaramente il Breganze sta pressando praticamente in ogni angolo della pista. Viene chiesta la distanza da parte di Platero, ma insomma è un Forte dei Marmi importante anche questa sera. La tira lunghissima, la sfera che però viene riconquistata da Texidò, da questi a Mitians all'indietro, finta il tiro, va alla conclusione che passa abbondantemente al lato. C'è lì Cinquini che la toglie a Muglia molto bene, se la porta in avanti. 14 secondi, si ferma Cinquini, supera l'avversario, passa dietro porta, aspetta per lo scarico, 4 secondi, la finiamo qui. 5-2 il risultato, il Forte dei Marmi supera il Breganze in classifica con una prestazione che sapevamo difficile e che abbiamo sofferto fino alla fine. 20:36 del primo tempo per il gol di Casas, si allarga Cinquini in area, porta via l'avversario, Casas sfodera la bacchetta magica e la piazza là nel 7, dove ha visto in un millisecondo l'autostrada che si è aperta. Pareggia Muglia spizzando un tiro da fuori di Texidò. Si chiude il primo tempo, si apre al quarto minuto il rigore di Ambrosio parato dal portiere, poi Martinez su una palla che rimbalza riesce a infilarla in maniera spettacolare a mezza altezza per il 2-1 del Breganze. Decimo fallo, tiro diretto, Martinez, Magnata gli stoppa la sfera, confermandosi uno dei più grandi, se non il più grande in questo momento. Poi il 2-2 è un gol di Maremmani, rigore, tira Platero, para ancora il portiere del Breganze. Il 3-2 di Casas, molto bello, su imbeccata da dietro porta del portiere del nostro, scusate, Federico Ambrosio. Burgaia il 4-2, forse il gol spettacolo. Vorrei ricordare che la federazione mette poi i migliori gol della giornata e credo che questo ci andrà a finire, perché veramente a una manciata di secondi si è preso la responsabilità di andare a cercare il portiere, alza e schiaccia, è freddato. Poi sul tiro diretto, quando mancava un minuto, Casas fa 5-2. A mio avviso
per le occasioni create, un gol, un risultato meritato. Squadra a centropista. Giulio, le ultime parole di questa gara. Ma sì, un Forte Marmi che indubbiamente ha legittimato il risultato, ci è voluto un po' di tempo, nel senso che ha preso il largo alla distanza, però ha dimostrato di crederci fino alla fine, e questo è importante in questo genere di sfide. Cioè sembrava già una partita di playoff, no? Dove chi ha la testa più concentrata, la maggior concentrazione, riesce ad averne ragione. Forte Marmi ha fatto veramente delle ottime cose, ha raccolto nel finale tutto quello che bene o male aveva seminato per un po' del primo tempo e buona parte del secondo. Il Breganze resta un'ottima squadra che sicuramente ha la possibilità di restare nelle zone alte della classifica, però per il Forte Marmi la prima delle 3 partite interne consecutive inizia nel modo migliore questa serie. La vittoria in questa prima partita deve servire anche di sprone per le prossime, e sia quella di Eurolega sia poi Lodi, che sarà veramente una sfida del tutto al vertice. Grazie. Bene, io ringrazio Giulio. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto. Naturalmente un applauso e un abbraccio ai nostri ragazzi che anche questa sera hanno dato l'anima in pista. Sono riusciti soltanto negli ultimi 6-7 minuti a dominare, a domare un Breganze che si è mosso molto bene in pista, però la forza dei rossoblù è stato quello di crederci fino in fondo, è andata a segnare. Intanto Martinez, lo vediamo, ha ancora qualcosa da ridire all'arbitro, il signor Galoppi. A gara finita e a saluti ultimati credo che sarebbe l'ora di farla finita. Comunque da parte di Fabrizio Ercolini è tutto. Un grazie a Giulio Arnoielli che lascia l'articolo per La Nazione, redazione di Viareggio. Un grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese e la parte tecnica. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto. L'appuntamento è dalla pista di Correggio, dove si andrà a giocare la seconda gara di Eurolega per squalifica della pista di Forte dei Marmi fra Forte dei Marmi e Liceo La Corugna. Gara importantissima. Quanti avranno possibilità faranno bene ad arrivare per cercare di incoraggiare il Forte dei Marmi in quella che è una gara veramente importante per il proseguio del cammino in Eurolega. È veramente tutto. Linea allo studio, a risentirci alla prossima.